Natale è tempo di regali e quando in casa ci sono bambini spesso si propende per fare loro una sorpresa, introducendo in famiglia un nuovo cucciolo, ma spesso l'onda emozionale prevale su una scelta consapevole e mirata. È per questo che Diego Cattarossi, veterinario esperto di animali esotici, invita a scegliere altri regali da mettere sotto l'albero. L'arrivo di un animale va preparato con grande attenzione. E poi perché sarebbe bene coinvolgere i ragazzi nella scelta. Quando si sceglie di adottare un animale va considerata con attenzione la specie e la razza. Ognuna selezionata per uno specifico compito e quindi fermarci solo sull'aspetto estetico, mi piace quella razza perché è bella, può essere molto rischioso nel momento in cui non si vengono a conoscere approfonditamente le caratteristiche comportamentali. Sempre più spesso si regalano animali esotici, cavie, cincillà, criceti, canarini e pappagalli, ma anche furetti e rettili, senza avere però un'adeguata conoscenza di queste specie, così spiega il dottor Cattarossi. A gennaio ci troviamo ad affrontare casi di animali in condizioni molto difficili. Ci troviamo in situazioni che a volte rasentano, involontariamente ben si intenda, il maltrattamento animale, perché animali ospitati in teche, in gabbie non idonee, alimentati con cibo che spesso risulta causa dei loro stessi problemi. Dal veterinario un unico consiglio a chi decide in qualunque momento dell'anno di introdurre nella propria famiglia un animale. Questa scelta deve essere corroborata dal consiglio di esperti, bisogna sedersi a tavolino e dire che cosa ci serve per ospitarlo al meglio.